Sven Richard Berg fu uno di quegli artisti che, pur attraversando la tempesta artistica scatenata dagli impressionisti nella seconda metà del 1800, rimase legato alla tradizione del realismo, portando con sé un'idea di rappresentazione della realtà avulsa da virtuosismi e troppe interpretazioni personali. Ebbe un ruolo importante nella crescita di un'arte considerata tipicamente svedese, improntata sullo stile romantico che aveva come principale fonte di ispirazione la natura locale. Una natura con paesaggi unici e una luce particolare spesso considerata romanticamente innaturale. Insieme ad altri artisti fondò l'Unione degli Artisti e fu direttore del National Museum di Stoccolma. Dopo la posa, un olio su tela dipinto nel 1884 ci racconta di un momento di vita quotidiana nello studio dell'artista Carl Jansson, connazionale di Berg. Carl Jansson viene colto mentre si rilassa suonando il violino dopo aver tracciato il ritratto della giovane modella bloccata nell'istante in cui afferra una calza. Non sappiamo se l'opera appena realizzata dall'artista soddisfi le sue aspettative e quelle della modella. Infatti non vediamo il ritratto, ma il retro della tela e possiamo soltanto immaginare il lavoro appena finito. Non possiamo nemmeno leggere nello sguardo e nella mente di Jansson mentre osserva la sua opera. Nemmeno il volto della ragazza è visibile. Molti elementi sembrano stati studiati in determinate posizioni per mantenere un alone di intimità e di incertezza. La ragazza occupa la parte centrale dell'opera, considerata dunque il fulcro del dipinto. I colori caldi ci portano a pensare che l'atelier fosse ben illuminato con luce naturale proveniente dall'alto, forse da un lucernario. L'opera si può ammirare al Malmö Museum in Svezia.